In passato ha subito delle condanne ha subito una condanna per un omicidio intrafamiliare che ha riguardato la storia di una famiglia padovana. Non viene nominato direttamente, ma si tratta di Paolo Pasimeni, il ragazzo, oggi uomo, che nel 2001 uccise il padre Luigi, docente universitario, prima preso a bastonate nel bagno dell'Università di Padova, poi dato alle fiamme. Non voleva che lo denunciasse per aver falsificato un voto dell'esame di chimica. Pasimeni, reo confesso e condannato a 15 anni e 4 mesi, uscì dal carcere nel 2009, sequenze rimaste indelebili nella città del santo. Pasimeni, tra l'altro, nel dicembre 2019 era finito di nuovo nei guai per la detenzione di una beretta risultata rubata e ritrovata nell'ufficio dove lavorava. È lui uno dei due uomini rimasti incastrati nelle maglie della Polizia di Stato di Trento, che all'alba ha fatto scattare un'operazione contro l''ndrangheta senza precedenti per un colossale giro di droga e armi, ma anche estorsioni, la prima del genere in Trentino Alto Adige. L'altro arrestato in Veneto è un trentenne domiciliato a Treviso di origine marocchina e nato in Calabria. In particolare i ruoli di questi due soggetti erano collegati al rifornimento di cocaina. Rispetto al gruppo 'ndranghetista, questi due soggetti, data la loro capacità, assumevano quello che nel lessico 'ndranghetista si dice contrasto, ovvero soggetti dotati di grande professionalità ma che non sono affiliati all''ndrangheta, infatti rispondono di concorso esterno. Ma c'è un'altra relazione con il Veneto. Uno dei 20 arrestati avrebbe partecipato nel 1988 al sequestro di Carlo Celadon, il 19enne prelevato dalla sua casa di Arzignano, il sequestro di persona più lungo della storia italiana, 831 giorni. Il nesso è tutto da dimostrare. Su questo punto ci sono delle affermazioni che dovranno un attimino essere vagliate. Un asse inedito che dalla Calabria porta a Bolzano, la dimostrazione che l''ndrangheta è ovunque. Assistiamo alla globalizzazione di tutti i fenomeni, anche quello criminale. L''ndrangheta non è esente da questo. Non ci sono più territori che possano dirsi immuni a prescindere.